Allora niente ragazzi, siamo venuti a Po per fare una giornata di feeder pesante specialist e neanche il tempo di iniziare le riprese e ci è venuto a trovare un pesce che sicuramente non ci aspettavamo. Siamo in pieno inverno, l'acqua è veramente fredda ed è arrivata una carpa su una boyless del 15 addizionata con il blob bait al curry e niente che dire. Adesso facciamo un paio di foto, la rilasciamo e poi dopo iniziamo a farvi vedere come stiamo pescando oggi. Sono qua con l'amico Filippo che ieri è venuto a pasturare preventivamente il posto e direi che ha dato i suoi frutti. Un pesce over 12 in pieno inverno. Allora eccoci ragazzi, non siamo riusciti a fare l'introduzione appena arrivati perché ci siamo voluti subito mettere in pesca e un po' di fortuna ci ha portato un bellissimo pesce che vi abbiamo fatto vedere e niente, siamo a Po con il socio Filippo, siamo in pieno inverno, la giornata è calda però, o meglio, c'è un po' di sole. Intanto vi faccio vedere Filippo che lancia, adesso vi faccio vedere come ci siamo approcciati perché abbiamo utilizzato due tecniche, due approcci differenti e oggi non siamo a car fishing ma siamo venuti a ricerca di qualche barbo e inaspettatamente poi è arrivata una carpa stupenda. Adesso vi faccio vedere come ci siamo posizionati. Eccoci, allora, visto che c'è un attimo di calma, vi facciamo vedere un attimo come ci siamo approcciati. Filippo si è messo a monte rispetto alla mia postazione e adesso ho appena rilanciato una canna, vi faccio vedere come lanciare la seconda. Diciamo che l'approccio di Filippo è stato un pochino più leggero del mio perché sta pescando con una pastura a base dolce, giusto? Esatto. A base dolce, un terminale piuttosto lungo, innescato con 4-5 bigattini
Per il momento in questa zona sono partite praticamente solo delle Brem, e adesso sulla prima canna Filippo ha cambiato strategia, ha innescato una piccola boilies, una doppia boilies del 15, e speziata o al pesce? Al pesce. Al pesce. In questa seconda canna invece, sempre con l'utilizzo del pasturatore, terminale piuttosto lungo, innescato a bigattini. Adesso vi faccio vedere il lancio. Eccolo, finalmente è arrivato il barbo, un'altra partenza fulminea. Questa volta Filippo ha tirato su il pesce che stavamo cercando, anche se le carpe direi che andavano più che bene. Eccolo, perfetto. Com'è? Soddisfazione? Quel pesce? Allora, siamo sul fiume Po e insieme con il socio di pesca Filippo volevamo cercare di fare una pescata a feeder pesante, specialist, e alla ricerca dei grossi barbi. In questo momento, come avrete potuto notare anche dalle immagini, siamo stati piuttosto fortunati perché abbiamo già catturato due bellissime carpe e un barbo, tutte sulle canne in cui sto pescando io, mentre Filippo in questo momento ha catturato soltanto una decina di brem sulla canna innescata a bigattini, e adesso ho provato di cambiare un po' strategia e vediamo come prosegue la giornata. Vi faccio vedere un attimo come mi sono organizzato io e poi dopo vi lascio alle immagini. Il mio approccio è stato un pochino più vicino allo stile carp fishing, anche come vedete dal posizionamento delle mie canne, e sostanzialmente la tecnica che ho utilizzato è piuttosto semplice, ovvero un pasturatore sui 120-150 grammi, non c'è eccessiva corrente quindi non c'è necessità di aumentare le grammature, un terminale piuttosto lungo da fiume sui 40-45 cm, uno in fluorocarbon che dopo vi farò vedere e uno in treccia da 20 libre. Entrambe le canne le ho innescate con delle piccole boilies del 15 che in questo momento stanno pagando. Poi dopo, se vedo che l'attività tenderà a rallentare, cercheremo di cambiare eventualmente strategia. Entrambi i pasturatori sono stati caricati con la stessa pastura, a cui ho unito un po' di bigattini
e su entrambe le canne su entrambi gli inneschi ho utilizzato i nuovi Fluomino Block Bite al krill e al curry, e in questo momento direi che la strategia ci sta dando ragione. Le canne che sto utilizzando sono le Barber Specialist. In un video tra l'altro le ho anche già presentate, magari vi metto il link in descrizione del video, e io per questa pescata ho scelto le 11 piedi 1,75 libbre. In realtà sono disponibili in due lunghezze, 11-12 piedi, e la 12 piedi arriva fino a 2,20 libbre, però per una questione personale, dopo la scelta è molto soggettiva, qui non devo raggiungere distanze elevate, per me erano più che sufficienti. A queste ho abbinato i nuovi mulinelli Furia, su cui ho imbobinato il monofilo dual band, sempre di casa Maver. Il secondo barbo di questa bellissima giornata. Adesso vediamo se riusciamo a catturare La mamma. la mamma, però era quello che cercavamo e quindi siamo molto contenti. Su boiler singola, cos'era? Singolo boilies del 15. Sto continuando con la stessa strategia che fino a questo momento direi che ci ha premiato. Lo rilasciamo. Beh, direi giornata. Ok, stavamo facendo praticamente sull'attrezzatura, avevo appena rilanciato giusto per vedere se potevamo prendere qualcos'altro ed è arrivato un altro pesce, direi fantastico, un'altra carpa di fiume incredibile, sempre su una pallina singola del 15. E niente che dire, la giornata si conclude in bellezza. Ma che pesce. Che pesci, ragazzi.